Perché dobbiamo renderci conto tutti, come diceva Padellaro, dobbiamo renderci conto tutti che se Renzi fallisce abbiamo una prateria davanti, apriamo una prateria per il Movimento 5 Stelle, che può davvero diventare il partito di maggioranza relativa. E io ritengo che questo per il nostro Paese, io non demonizzo affatto il Movimento 5 Stelle, eccetera, ma ritengo che questo per un Paese, avere un governo domani, Movimento 5 Stelle, non sia precisamente salutare per il nostro Paese in questa fase. Ecco, diciamola così. Non è salutare, dottoressa Silone, faccio ancora un giro con voi tutti perché mi interessa sapere la Condivido assolutamente che non sia salutare, piuttosto venga la troika, lo dico con una battuta, ma nemmeno tanto. Insomma, lasciare il campo, e per questo dicevo prima, non resta che davvero confidare in Renzi, perché dopo Renzi non può che essere un fallimento di Renzi, è un fallimento nostro, che sia Movimento 5 Stelle o che sia che vengono da fuori a dirci cosa dobbiamo fare e forse a salvarci. Però il Movimento 5 Stelle forse dovrebbe essere messo alla prova del con governo. Questi programmi? No. Facciamo crack. Cioè, se vogliamo veramente avere una situazione di default, allora possiamo affidare tranquillamente il governo al Movimento 5 Stelle. Attenzione, potrebbe anche succedere, certo, se appunto si realizzano quelle condizioni. D'altronde siamo per certi aspetti in una condizione politica pre-weimariana o quasi, sulla disoccupazione, sul livello di inciviltà del dibattito pubblico, insomma ci sono elementi di forte preoccupazione secondo me. Questo è un paese che ha 1.600 miliardi di PIL, una crescita anemica, il 42% di giovani disoccupati, 2.000 miliardi di debito, 2.100 miliardi di debito, il debito che cresce è lo spettro della deflazione. Dio non voglia che arrivi anche quello quest'anno. Potete immaginare se il 5 Stelle è la risposta a questo tipo di scenario. Sì, è il male. Mario Secchi, il default noi lo abbiamo rischiato e forse lo rischiamo ancora, ma non per colpa del Movimento 5 Stelle, ma di quelli che ci sono stati prima. Allora, tu prima parlavi del principio di realtà, io ti parlo di un principio più banale, il nesso tra causa ed effetti. Certo. E se, questo purtroppo è così, se non si riesce, come non si riesce ormai da 20 anni, a dare a governare nel vero senso della parola questo paese, e l'effetto sarà il Movimento 5 Stelle e ce lo mettiamo tutto, anche se non ci piace. Vorrei evitarlo. Ultima battuta. Cerchiamo di fare allora dei governi che funzionano e non dei governi figurine. Vedremo se il governo Renzi funzionerà. Ultima battuta per Cacciari. La forza del Movimento 5 Stelle è la sua innocenza, certo, non è certo lui la causa dei nostri drammi, ma il problema è che non è neanche la medicina, temo che non sia la medicina, perlomeno per il momento non ha fatto nulla per mostrare di essere la medicina, non ha voluto prendere responsabilità dirette da nessuna parte, dalle elezioni in poi, insomma lei aspetta, come è stato detto giustamente, il cadavere del sistema, per sostituirlo come... Non è che sia una politica molto rassicurante quella di coloro che aspettano che passi il cadavere del nemico lungo il fiume. Grazie.